E qui io chiedo di raggiungermi a Peppino Restifo che incomincia uno striptease. Beh, lui già ci ha abituato già alla tavola rotonda del 26 settembre, che quando ha raggiunto la sua postazione si è spogliato. Beh, fino a un certo punto non si replica questo. No, no, fu No, l'applauso del pubblico che ti ha riscaldato. e ho detto che lo dedicavamo a Rosa Balistreri. E quindi naturalmente la cosa mi ha emozionato talmente che mi sono dovuto mi sono dovuto togliere la giacca. Sì, ma eh, eh, in questo caso apparentemente torna Rosa Balistreri, apparentemente, cioè nel senso che pigliate l'armi, currite i pecciotti, ci vuole forza e coraggio di tutti, ma soprattutto la strofa fusso mammuzza cuccori tiranno, la manno a mare a cercare un nonno, come un gagliaste un sentisto banno, un cite a mare lì turche ci sono. Allora immaginiamo l'ambiente di questa scena è la zona messinese che sta tra Salice, Le Masse, Castanea, Gesso e Acqua Ladroni. Pigliate l'arme, currite i picciotti, lo spiegherò il 30 novembre. L'ispirazione appunto è quella di Rosa Balistreri, ma vorrei, se mi riesce, far capire come attraverso Ucantu e Uguntu si spiegano bei pezzi della storia siciliana. In particolare lo spazio è quello dei casali di Tramontana e di Acqua Ladroni, Acqua dei Corsari. Il tempo è quello successivo alla battaglia di Lepanto e precedente all'età napoleonica. Un resto ve lo sorbite. Lo scopriremo il 30 novembre alle ore 19 qui a Spazio Lilla.